Ciao, questo è un video acquisti beauty. Sulle labbra ho messo un locket, questo qui che è uno dei rossetti liquidi di Rihanna, questo sarebbe il fucsia. E adesso partiamo con questo video acquisti beauty. Partiamo con il botto, come si suol dire. Allora, dal sito di Sephora mi sono fatta arrivare due cose, due palette. Una l'avevo già adocchiata e aspettavo di avere qualche altra occasione per prenderla. Una è una novità e per cui me le sono fatte arrivare insieme. Allora, ho preso la Secret Palette di Nabla, che è fatta così. Il pack è questo, l'esterno è questo cartonato, poi si apre e esce la palette vera e propria. La differenza tra il cartone, vedete che il disegno è più in rilievo, c'ha questi diamantini che brillano, è leggermente diverso dal cartonato. Ha la sua cartina di protezione per gli ombretti e poi è fatta così, un grande specchio, la scritta Secret Palette, e queste sono le cialline. Su Instagram l'ho già fatta girare, adesso ve la faccio vedere qui su questo video acquisti, così poi posso iniziare anche a farmi qualche trucchetto, perché come vedete è in tonza, non l'ho mai usata, giusto per farvela vedere pura e così com'è, senza metterci le mie ditate. Queste qui sono le colorazioni. Allora, questa palette mi sembra che, non mi ricordo più se ci ho dato 39, mi sembra che costi, però è scontabile sul sito di Sephora, sia se avete il 20% che il 10% ve la scontano. Io avevo il 10 e l'ho presa scontata con il 10 perché quando è uscita, l'ho presa proprio appena uscita, ero lì che tenevo d'occhio il sito, e quando è uscita l'ho presa, perché sul sito Nabla facevano il 15% di sconto se si prendeva questa palette, mentre da Sephora o il 20 o il 10. Io avevo il 10, ma visto che volevo prendere anche questa, ho deciso di fare un unico acquisto, così il corriere ha fatto un unico giro. Poi l'altra palette che volevo è la Gold di Anastasia Denona. Ho visto che è uscita anche la lilla come palette, però non mi convince molto su quei toni tutti sul lilla viola. Non so se la prendo, vediamo a settembre se mi ispira, se vedo qualche swatch di più in giro, qualche video di più, però non è che mi convinca, ora come ora non mi convinca molto. È come la Susan Palette, all'esterno così dorato, e all'interno è fatta uguale della Susan Palette, ha uno specchio, questa cartina con i nomi attaccata, e queste sono le colorazioni. Qui come vedete prevale l'oro. Le due colorazioni che mi hanno veramente convinto all'acquisto è questo colore e questo, perché ho pensato anche a settembre, sotto, io penso già a Natale, sotto le feste anche natalizie, fare un make up con questo oro e questo colore qui mi ha proprio ispirato l'idea, per cui ho deciso di prenderla, e queste sono le colorazioni di questa palette, dove prevale il colore giallo dell'oro, poi c'è questa parte di più neutri, quei marroncini. Comunque queste sono le tonalità di questa palette. Beh, con queste palette che hanno aspettate se riesco a riaprirla, che hanno questa cartina così attaccata, un po' rompe, perché è qui che si muove, a parte che si può piegare del tutto e si blocca lì, qui si blocca dietro. Però rispetto alle altre, perché io non le getto queste cartine, le tengo, e le altre le devo sempre posizionare sopra gli ombretti, e chiudendo devo stare attenta che non si sposti, mentre questa è già fissa lì e non mi dà nessun tipo di problema. Allora, questo è il super acquisto che ho fatto da Sephora per quanto riguarda, sì, ho fatto un po' di danni per quanto riguarda il beauty. Devo raccogliere, ho qui
è da un pezzo che non mi faccio le unghie, però ho qui il togli smalto, quello ad immersione, ed è caduto. Poi continuiamo gli acquisti, passiamo a Bottega Verde. Di Bottega Verde ho due borse, perché se mi seguite sui vlog sapete che sto facendo la raccolta punti per arrivare ad avere una valigia, e ogni settimana spendendo più di 5 euro mi danno 2 punti, per cui ogni settimana guardo per il momento, visto che mi mancano prodotti, guardo di andarci. Allora la settimana scorsa o anche più in là ho preso questi due prodotti. Ho preso il limone agrumi come lavamani e come bagno doccia ho preso questi qui che sono adesso estivi, che servono anche per prolungare l'abbronzatura. In teoria non dovrebbero neanche lavare via l'abbronzatura, per cui questi due prodottini sono quelli che ho preso, mentre in un altro acquisto di Bottega Verde, e questo penso di averlo fatto il periodo della festa della mamma, perché c'erano questi prodottini, mi ricordo di averli visti come novità al pepe rosa, e ho preso sia il bagno doccia, sia il lavamani che il bagno doccia, e come al pepe rosa e anche un po' di fiori c'è dentro, non è un semplice pepe rosa, perché sa un po' anche, sì, è un po' fiorito dentro, vedete che anche nelle figure è disegnato che c'è sì il pepe, però ci sono anche questi fiori bianchi, per cui come profumazione mi piace molto e l'ho presa. E avevo un bigliettino che mi regalavano, questo non l'ho pagato, è stato un regalo da parte di Bottega Verde, un bagno doccia all'iris da 250 ml, questo è stato un regalo. Continuiamo con le nostre, mi accuccio per appoggiare tutto per terra, poi ritorno. Un altro acquisto che ho fatto è questo qui sulle profume. Beh, qui c'è indicato questo marchio, però l'ho fatta in un negozio che si chiama Profumerie, sono del gruppo Ethos, e ho voluto prendere questo profumo, il Murre Cologne. Questi sono 100 ml, ma avevo provato il campioncino e mi era piaciuta come profumazione estiva, per cui ho deciso di prenderlo. E vi devo dire, adesso lo devo ancora aprire, però come campioncino mi è piaciuto e ho deciso di prenderlo. Di questo marchio, Mugler Cologne, ci sono i profumi che cambiano in base alla colorazione. Io ho preso questo arancione, poi c'era l'azzurro, il giallo, il verde, il viola, se non sbaglio a ricordare, c'erano altre colorazioni che cambiano le profumazioni. Io ho preso questo e vi devo dire che non l'ho neanche pagato molto, perché di solito spendo 50 euro prendendo le boccettine da 50 ml, questi sono 100 ml e ho speso sempre 50 euro, per cui come prezzo è buono. E questo adesso lo apro e vanno i profumi da utilizzare in questo periodo estivo, primaverile, forse. Poi da Douglas ho fatto un altro acquisto. Non ci vado molto spesso da Douglas, perché se ci sono prodotti che mi ispirano che Sephora non ha, allora ci vado, ma se no non ci vado molto volentieri, perché mi accorgo che i prezzi sono leggermente più alti rispetto a Sephora, perché Sephora, con quello che fa anche il 20% di sconto una volta al mese, due, per cui c'è sempre la possibilità di pagare meno il prodotto. Allora, qui da Douglas ho preso lo scrub, questo qui alle ciliegie di Colistar, giusto lo vende anche Sephora, però Sephora non ce l'aveva e ho dovuto andare da Douglas. Allora ogni tanto mi faccio questo giro. Allora ho preso lo scrub, questo qui alle ciliegie, ho preso il barattolone, quello grande, poi sempre di Colistar ho preso questo gel
gel doccia delicato idratante e rigenerante per pelli da normali a secche, ed è una linea naturale perché c'è scritto il 95% di prodotti di origine naturale. Il commesso di Douglas mi ha detto che è un prodotto nuovo da provare, diciamo. Allora ho preso questo doccia e insieme a questo doccia ho preso anche un contorno occhi che è antiborse, antiocchiaie e anche antifatica, sempre per pelli da normali a secchi, sempre della stessa linea. Visto che ho il contorno occhi molto secco, proviamo anche questa linea nuova. Di solito le creme Colistar non mi fanno impazzire, ma mi sembra che questo prodotto non costa. Adesso qui recuperarlo l'ho pagato 10 euro questo contorno occhi, per cui ho deciso lo provo, ma di solito le creme Colistar non mi convincono molto, ma per 10 euro, visto che era anche scontato perché sennò costa 18, e ho deciso di provarlo. E questi sono gli acquisti che ho fatto da Douglas. Continuiamo con altre due borse. Una è di Sephora, che questo l'ho fatta in negozio a Treviso nel periodo del 20% di sconto. Allora, nel periodo di 20% di sconto ho voluto provare questa crema Coco Cabana Cream, che l'ho vista girare su internet e ne parlavano anche bene, diciamo, ed è una linea del Brasile, se non sbaglio, qualcosa del genere, e ho deciso di provarla. Infatti qui c'è scritto Janeiro e ho deciso di provare. Questa è una crema corpo idratante, sarebbe. Poi ho voluto prendere, perché io di questo qui è il kit di Boscia. Vi faccio vedere da qui io questo prodottino qui, che è un detergente viso, l'ho provato in campioncino e mi era piaciuto come prodotto. È un prodotto che quando lo si mette sulle mani e si passa direttamente sul viso dà un effetto di calore, ed è proprio il prodotto fatto così perché serve per aprire i pori. E mi sono trovata bene come prodotto in campioncino, allora avevo deciso di prendere solo questo. Però poi ho visto che c'era questo kit, che potevo provare altri prodotti di questo marchio, e ho deciso di prendere. Allora, in questo kit, se riesco a trovare, cioè vi rendetevi conto qui dietro quante diciture che ci sono scritte, ditemi voi come faccio ad indovinare dove è scritto in italiano, perché volevo dirvi, io chiacchiero e guardo di trovare quello scritto in italiano per dirvi cosa c'è qui dentro, però forse per me faccio prima ad aprire la confezione e a dirvi prodotto per prodotto cosa faccio prima ad aprire la confezione. Se riesco, sono messi dentro, io forse l'ho aperta al contrario, sono messi così questi prodottini qui dentro. Adesso cerco di farli uscire. Allora, 3 sono usciti, uno è più bloccato perché ho aperto la confezione al contrario. Sì, adesso ho fatto uscire tutto. Allora, c'è il Detox Black Cleaners, che è quello che vi ho spiegato prima. Poi c'è questo olio struccante, che anche questa è una cosa che mi ha interessato, perché come sapete io ho un olio struccante preso dal sito di Look Fantastic, però non so se Look Fantastic rimanga ancora un sito per cui prendere i prodotti oppure no, perché non so se con la Brexit entri in funzione la dogana, per cui mi entra in dubbio di acquistare oppure no. Allora cercare su altri marchi, altri prodotti oliosi che alla sera mi va bene pulire completamente il viso con questi prodotti oliosi, ho deciso di provare questo. Poi c'è
una maschera peel off illuminante, una maschera nera illuminante che fa l'effetto peel off, per cui sono di quelle che si mettono sul viso, si asciugano, poi si tolgono tutte insieme e diventano dure, diciamo, si asciugano. E per finire questa qui, che non so, è una per i pori, cos'è questo qui? C'è questo qui che non so neanche. Beh, intanto è fatta così, vedete che è a spirale bianca e nera, che non so, sto cercando di leggere, ma c'è l'effetto bianco e nero che mi impedisce di capire cosa. Pore pudding, volevo capire se è una crema o se è solamente un detergente, ma non riesco no, è sempre per la pulizia, per il scritto cleaning, quindi sì, forse era una maschera da tenere su 15-20 minuti sulla pelle per pulire e poi risciacquare con l'acqua, e dovrebbe servire per i pori, più o meno è quello che sono riuscita a capire. E per finire, poi qui dentro ho altri. A proposito di Nabla, perché lo trovo qui dentro in questo sacchetto, che non so nemmeno io perché sia qui dentro, nelle profumerie Pinalli c'è il marchio Nabla e lì vedo i prodotti dal vivo e ho deciso di prendere il mascara Major, qualcosa del genere. Allora, questa è la confezione esterna, questa invece è la confezione vera e propria del mascara. Ho deciso di provarlo, mi ha ispirato a provarlo. Ho visto su internet positive e non positive, ma ho pensato, lo provo sulle mie ciglia e vediamo cosa ne penso io. E poi ho preso anche l'eyeliner, che questo invece dell'eyeliner, i video che ho visto ne ho sentito parlare bene. È un eyeliner a penna, sempre se vuole uscire dalla confezione. Ok, ce l'ho fatta. E questo qui invece è l'eyeliner così nero ed è a penna così. E questo qui sono gli acquisti che ho fatto invece dalla profumeria Pinalli, che forse ho tolto. Io quando vado a Treviso, se ho troppe borse, cerco di farne una sola e quella in più le getto via girando per le città. Ci sono i cestini per le immondizie e molto probabilmente il sacchetto di Pinalli l'ho gettato via, ho gettato dentro e ho messo i prodotti qui dentro su questo di Sephora che era più grande e ci stavano i prodotti. E forse è per questo motivo che sono finiti qui dentro nel sacchetto di Pinalli, nel sacchetto di Sephora. E per finire ho ripreso le solite salviettine, queste qui struccanti, che sono quelle da una parte hanno i granellini e da una parte sono più lisce, sono quelle detossificanti. Ultima e veramente ultima borsa è questa qui di Lush. Dalla Lush ho preso due prodottini che sono della nuova collezione edizione limitata, mi ha detto. Allora, uno è un gel doccia American Dream, che io di solito questo autunno avevano fatto quello alla zucca, mi è bastato tutto l'autunno e l'inverno, perché lo utilizzo meno degli altri doccia, perché sono più costosi, hanno una profumazione più particolare, ma diciamo che principalmente perché sono più costosi e mi dispiace finirli, allora lo utilizzo più, non sono come quelli di Bottega Verdi che con 4-5 euro ne prendo uno, questi costano di più, allora vado più a rilento nell'utilizzarla. Allora ho preso questo qui che non mi ricordo, dovrebbe sapere vorrei dirvi da cosa sa, ma sapete che non saprei dirvi a parole, comunque è una profumazione che dà sul fresco, questo sì, il colore mi piace così, rosa, per cui l'ho presa. Poi un altro prodotto è Mamma Mia che ho preso, che è un gel doccia
scrub, questo qui, anche questo rosa, e questo è uno scrub che fa anche da effetto doccia, perché fa anche la schiumetta, se non ricordo male, visto che c'è scritto gel doccia, dovrebbe avere anche questo effetto di lavare. E questo qui è questo scrub, che anche questo qui, cioè adesso la telecamera forse lo sfalda un po', ma vi devo dire che guardandolo dal vivo sembra quasi fosforescente, fluo. E questo qui è i due prodottini che ho preso dalla Lush. Ok, per questo lungo video di 20 minuti io la finisco qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!